Una campagna pubblicitaria spinta e capillare, molti concerti organizzati nelle località turistiche e l'ampliamento delle rotte dell'aeroporto regionale, appuntamenti come trasmissioni televisive, set cinematografici, programmi di divulgazione e documentari, proposte enogastronomiche, escursioni, strutture e servizi. Tutto questo e altro ancora sono gli elementi che stanno portando il Friuli Venezia Giulia ad essere sempre più meta turistica di richiamo e non solo dai vacanzieri consueti provenienti da Austria, Germania e dai Balcani. L'ottimismo profuso oggi dal presidente della regione Massimiliano Fedriga e dall'assessore al turismo Sergio Bini sono motivati dai numeri. Nei primi 3 mesi dell'anno sono aumentate del 16% le presenze turistiche in regione, 1.100.000 presenze, con l'incremento di visitatori da paesi fino ad ora poco rappresentati come l'Argentina, Singapore, il Canada, l'Australia, il Sudafrica e gli Stati Uniti, non a caso uno dei paesi dove maggiormente la giunta ha investito in campagne pubblicitarie. Stiamo lavorando per un'offerta tutto tondo sul Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, con per esempio anche un rinnovamento della parte di comunicazione. Il sito per esempio per quanto riguarda il promoturismo, la bike è stato rinnovato. Abbiamo un ampliamento dei paesi di provenienza e devo dire che anche la presenza che abbiamo avuto su medie internazionali, tra cui quella più simbolica ma non l'unica come Times Square, ci ha permesso anche di arrivare a nuovi paesi che sono, devo dire, fuori dalla portata, erano fuori dalla portata del Friuli Venezia Giulia. Oltretutto c'era una serie di eventi importanti con tutti i concerti dei mesi estivi che si svilupperanno in tutta la regione, eventi televisivi che racconteranno il Friuli Venezia Giulia, quindi siamo ottimisti e ovviamente stiamo continuando a lavorare insieme a tutto il comparto produttivo, quindi le imprese che operano nel settore turistico per ampliare l'offerta e migliorarla. Bilancio di previsione che sorride con la stima di 6,8 milioni di presenze turistiche, più della metà stranieri, fra chi sceglierà il mare, la maggior parte, la montagna, le città o la visita a siti specifici. Spot televisivi che hanno promosso la regione in lungo e in largo con i primi 7 canali nazionali che hanno trasmesso i commercial del Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce soprattutto Grado e Lignano. Un ricco calendario di concerti poi è una delle mosse più interessanti che la regione ha operato per attrarre gli amanti dei vari generi musicali. Insomma, la regione punta forte sul turismo e i numeri oggi non fanno altro che avvalorare tale scelta.